Sì, sì, conviene sempre quella a carbone, anche perché noi carbone ne abbiamo molto di più. Conviene, ragazzi, quella a carbone, quindi purtroppo... Ah, questo costa di meno, attenzione. Wow, costa molto di meno. Il generatore di carbone avanzato che riduce l'inquinamento e riduce anche il costo orario, ma costa di più. Ah, benissimo, abbiamo risolto il problema, ragazzi. Ok, ne aggiungiamo uno da questa parte e... Spostati. Non crolli? E uno da quest'altra. In modo tale da eliminare tutti i problemi di acquisto di energia da fuori e abbiamo anche risolto qualsiasi problema. Infatti, adesso appena entrerà ecco qua in funzione, riusciremo ad eliminare tutti i problemi relativi all'energia. Perfetto. Allora ragazzi, mi sa che ci siamo. Stiamo fornendo energia, abbiamo recuperato un po' di soldini. Il distretto di polizia funziona. I criminali in libertà sono 16, ma adesso, ecco, potete vedere, riusciamo a recuperarli con molta più rapidità. Perfetto. A livello di incendi non credo che ci siano più problemi. A livello di, ecco qua, di morti al giorno ce ne sono invece tanti. Allora, ecco qua, i pazienti curati sono... li riusciamo a curare però. No, 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 adesso i morti al giorno diminuiranno. Dobbiamo solo far prendere un po' piede l'ospedale. Qua i depositi finalmente sono tranquilli. Ragazzi, la città sta andando alla grande. I rapinatori stanno arrivando... i morti al giorno si alzano adesso, Come mai? Abbiamo 4 ambulanze addirittura. Adesso cercheremo di potenziare l'apparato medico. Intanto a livello di crimini, 0 al giorno. Voglio vedere adesso come prendete il sopravvento. Riusciamo già a metterne in carcere parecchi. Vediamo un po', perfetto. Va tutto bene. Va bene, va bene. Potenziamo ragazzi il reparto della sezione quindi dell'ospedale. Allora, vediamo un po'. Cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere l'ala ospedaliera, no, il furgone della salute per via della città. Questo furgone contribuisce all'igiene, rimuove molti germi che provocano le malattie. È molto importante, quindi questo lo voglio. Aggiungiamo anche un'altra ambulanza. Basta così per adesso. Gli operatori di Mediacalm, pazienti intrattengono i inferiti al telefono, raddoppiando la possibilità di sopravvivere in attesa dell'ambulanza. Questo potrebbe essere anche utile, però per adesso non ho i soldi per mantenerlo. Ok, perfetto. Siamo arrivati a 72.000 cittadini, ragazzi. La criminalità prende il sopravvento. Vediamo come. Ci sono incendi dolosi da queste parti, ma come potete vedere le volanti in un modo o nell'altro riescono a controllare il tutto. Abbiamo 4 volanti. Perfetto. E col passare del tempo rimuoveremo tutti i criminali. Le merci qua si stanno un po' affollando. Come potete vedere i magazzini sono pieni. Ragazzi, la città va alla grande. Abbiamo quasi risolto tutti i problemi rimanenti. Dobbiamo solo potenziare un po' l'educazione, perché ovviamente abbiamo un'unica scuola elementare e dobbiamo certamente modificare. Però quando ovviamente la popolazione aumenterà miglioreremo il tutto, perché per evitare di alzare le tasse e costringere le persone ad andare, aspettiamo invece di aumentare a livello di popolazione per riuscire ad avere quindi più persone, più tasse, sempre allo stesso livello, e a governare meglio la città, aggiungendo nuovi servizi. Come potete vedere siamo ancora in positivo e abbiamo aggiunto degli edifici che consumano tantissimo a livello di reddito orario, per esempio il distretto di polizia, il camion dei pompieri e anche l'ospedale. Con qualche calcolo corretto siamo riusciti a ottenere quindi il giusto risparmio, quindi anche a livello di energia elettrica, a livello di tutto. Forse un po' a livello di acqua stiamo perdendo qualcosa, però ovviamente la regione è arida, non possiamo lamentarci. Ok, un po' forse il traffico che... no, ma neanche tanto questa volta. Le arterie stradali sono parecchie, ci sono 1, 2, 3, 4 entrate per la zona superiore. Intanto con 75.000 cittadini possiamo migliorare il municipio. Perfetto. Benissimo ragazzi, siamo quasi a $1 milione. Vediamo cosa c'è qua. Cos'è questo? Il magazzino è pieno? No, no. Benissimo, allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Abbiamo qua la carenza di acqua? No, 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 no. Allora, visto che abbiamo tanti soldi, io direi di incominciare a mandare un po' di petrolio alla grande opera. Invia le risorse, eccolo qua, alla grande opera. Iniziamo a mandare petrolio per riuscire a dare una mano un po' agli altri. Ah no, attiviamo. Perché non lo... ah, ecco. C'è un po' di ritardo per quanto riguarda l'attivazione delle funzioni sul server, però, ecco, inviamo un po' di petrolio greggio. Speriamo che rispetto a un anno e mezzo fa
hanno migliorato ciò, cioè la velocità con cui inviamo le risorse alla grande opera. Mi ricordo tanto tempo fa ci voleva una vita prima di far arrivare un litro di petrolio. Comunque, a livello di spazzatura, come siamo messi? Abbiamo qualcuno che ce la ricicla, infatti, perfetto. Abbiamo varie persone che ci aiutano. Polizia, ci sono 3 crimini commessi al giorno, le celle si stanno riempiendo e allora noi giustamente facciamo una cosa. Aggiungiamo... no, questo costa. Vediamo un po' cosa fare. Innanzitutto vediamo il reddito. Possiamo salire, ragazzi, all'alto reddito, quindi ci fermiamo. Anzi, mettiamo la velocità normale e vediamo di arrivare all'alto reddito. Alta densità, alta densità, alta densità. Aumentiamo tutto, così riusciamo a sfruttare tutto al meglio. Sì, a me piace di più il basso reddito, come dire, il basso reddito rispetto all'alto e il medio reddito. Sì, sì, diciamo di sì. Preferisco avere delle case ad alta densità di basso reddito che quelle città così molto lussuose. Queste mi piacciono di più, non lo so, le vedo molto più... A livello anche estetico sono molto più carine. Ah, qua c'è un edificio. Che è successo? Ah, valore del terreno basso? Lo so, ma mi dispiace. Costruiamo delle case, appunto, come vi ho detto, a valore del terreno basso. Perfetto. Qua in alto? Ancora no. Ok. Ci siamo. Abbiamo 41 arresti al giorno, altri 7 criminali in libertà, quindi dovremmo arrivare a 49, quindi non conviene mettere l'altra cella. Ok, vediamo un pochettino, ragazzi, qua su come sta andando. Ok, ci vorrà ancora un po'. Ora dobbiamo fare contenti però i cittadini, visto che abbiamo un pozzo senza fondo di soldi. Vediamo un po', iniziamo a fare qualcosa di diverso. Allora, le aule qua come sono? 667 studenti su una capacità di 800, quindi qua va bene. La scuola elementare però mi sa che non va bene, perché il massimo l'abbiamo raggiunto. Quindi andiamo ad aggiungere magari altre 2 classi. E dopo, cosa succede qua? La discarica è quasi piena. E allora... mi sa che dobbiamo iniziare un po' a... No, ancora non la voglio bruciare. Aumentiamo intanto qua un altro po' di spazio. Questa zona per la discarica. E attendiamo ancora un po'. Vediamo un po'. Magazzini, centri commerciali chiusi, carenza di acqua. Non ci voleva. Acqua. L'acqua è molto importante. Invece di spendere... Quanto costa questo qua a livello orario? Vediamo un po'. No, 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 no. Mannaggia, ho sbagliato tasto. 200 questo costa l'ora. L'abbiamo riattivato, nessuna paura. L'abbiamo riattivato. Chiuso, cercasi personale. Questo costa 100. Vediamo se lo riusciamo a riattivare, perché per un attimo ho sbagliato tasto. Abbiamo tutta la città un attimino a secco. Eccoci. Vediamo un po', invece di spendere tutti quei soldi, ecco, andiamo ad aggiungere una piccola torretta, in modo tale da regolare un po' il conto. Allora, ragazzi, non vi preoccupate se vedete per adesso il bilancio negativo, ma le città si stanno ingrandendo. Ecco quello che volevo dire, guardate che fighi questi edifici di basso valore terreno, però alta densità. Ecco, questi volevo proprio, guardate che sono bellini. Il problema adesso è rimandare l'acqua qua su, al centro commerciale, perché al solito con tutta la città quello che non ottiene l'acqua è proprio il deposito commerciale più importante, che ci deve mantenere in vita con i soldi. Quindi con tutta la città non è che gliela tolgono a questo edificio qui che non serve a niente, gliela tolgono ovviamente a questo edificio che ne ha bisogno. Quindi per adesso saremo un po' fermi. Minera di carbone la riattiviamo come abbiamo fatto l'altra volta, così adesso l'acqua dovrà arrivare per forza. E niente, ragazzi, allora vediamo un pochettino. 3.000 abitanti in più. Ancora problemi di acqua. Allora, ragazzi, togliamoci un attimino il pensiero e aggiungiamo una nuova pompa. Magari qui. Questa la rimuoviamo. E buonanotte a tutti. Perfetto. Basta. Così ci togliamo anche questo peso.
A livello di tasse aumentiamo, i negozi non è che valgono tanto, però forse alle industrie un pochino possiamo alzarle per tenere un po' la situazione sotto controllo. Non è che siamo a valori esageratissimi, però andiamo bene. La fabbrica di Omega Co non serve a nulla, ragazzi, io la elimino e qua gli metto un'altra fabbrica, perché è una cosa, è un terreno molto interessante che possiamo sfruttare a livello industriale. Qua crescerà un'altra fabbrica e ci aiuterà. 93.000 abitanti, ragazzi. Potete vedere che con... E ancora che piagnucoloni. Ancora terreno basso. Ma trasferitevi, non ci volete stare qui. Andatevene via. Ancora questo terreno basso. Quasi 100.000 abitanti, ragazzi. Credo che l'acqua ormai non è... Ancora! Ma perché questo problema dell'acqua? Come potete vedere... Ma perché? Abbiamo 60.000... Abbiamo 60... Quanto è? 61,6 kilolitri. Dai. Perché tutti piagnucoloni? Dai. Funziona. E perché mi dovete fare chiudere e riaccendere tutto? Oh, perfetto. Perfetto. Abbiamo più di $1 milione qua. Allora, adesso io vorrei investire i soldi nella maniera giusta. A livello di scuola dovremmo esserci. Le fermate dell'autobus le aggiungiamo anche da questa parte. Mi ricordo nei vecchi video, proprio all'inizio, volevo, per aumentare la felicità dei cittadini, mettevo le fermate in tutti i punti. Qua mi sa che fermate non ce n'erano, però abbiamo privato queste persone della scuola. (100.000 abitanti, municipio ancora no. Queste sono le case che volevo. Guardate che sono belle. Cioè sembra una New York degli anni 50. Tutto basso reddito, però volevo dire tutto basso valore del terreno, ma tutto alto reddito. Guardate che belle. Case proprio magnifiche. Le preferisco all'alto reddito, all'alto valore del terreno. Bellissime proprio. Camminare qua dentro è come essere immersi nella grande mela di 50 anni fa. Guardate che bello. Eccoci qua. Guardate un po'. Che cosa dice qua? Chiuso, la nostra città ha bisogno di più turisti. Sì, turisti. Queste sono le uniche zone commerciali per 100.000 abitanti. Infatti ho capito che conviene collocare poche attività commerciali e farle fruttare per bene. Infatti va meglio così. Allora, sovraffollamento. Mi sa che è arrivato il momento di aggiungere la nuova cella. Eccola qua. Nuove celle di prigione ultimo piano. Il budget ce lo permette. Morti al giorno sono diminuiti. Curiamo una buona parte della popolazione. Ragazzi, che devo dire? Sta andando sempre meglio. Potrei addirittura adesso aggiungere la divisione della raffineria e riuscire a produrre già carburante, creare un altro deposito ed esportarlo. La città sta andando alla grande, possiamo continuare. Quindi, mi raccomando, fatemi sapere per quanto riguarda la storia del torneo, perché è importantissimo. C'è ancora una zona qua non sfruttata che adesso possiamo sfruttare alla grande. Qua su cosa c'è? Quindi ragazzi, per adesso io mi fermo qui. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, ma mi raccomando, mandatemi immediatamente dei consigli su come organizzare le prossime partite, perché come potete vedere la nostra città è quasi al massimo della sua espansione. Ancora dobbiamo mettere qualche altra cosa, però già la struttura c'è, l'abbiamo quasi ultimata. Vediamo quanto ne abbiamo mandato di petrolio alla... ancora, ecco, è una cosa che non riesco a capire. Se noi abbiamo tutto questo petrolio disponibile, perché non lo inviamo alla grande opera? Non lo so, vedremo. Comunque, intanto voglio vedere a livello di merci che succede. Vediamo una cosa. Allora, vediamo un po'. A livello di classifica della regione chi è che produce più merci. Allora, merce non spedita, ordine di merci non realizzata, merce in totale al giorno. Allora, quello che interessa è il giallo e anche il verde. Allora, vediamo un pochettino. Noi ce la caviamo molto bene. Potete vedere abbiamo 5.706 ordini di merci totali al giorno. E abbiamo un'ottima capacità di produzione. Vediamo anche dalle altre parti. Ecco, c'è anche qualcun altro qua sotto che produce tantissimo. Vediamo un po' invece a livello di popolazione. Consulente lavoratori. Lavoratori a basso reddito. Noi portiamo ovviamente la bandiera. Eccoli qua. Ci sono tante altre persone che si stanno specializzando
sul basso reddito. Vediamo invece a livello di compratori. Basso reddito ovviamente sempre noi. Alto reddito, chi è che ha fatto una città ad alto reddito? Ah, qua sotto, in siding. E voglio vedere a livello di energia chi ne produce di più. Vediamo un po' chi sono i più grandi produttori di energia. Vediamo un po'. Abbiamo Empire State City con 600 MW. Dall'altra parte 920 MW di Algalesia, Bad Kiko 65. Vince il premio di maggior produttore di energia. E chi è quello che estrae più acqua? Che prende più acqua dal terreno? Ancora lui? No, forse noi. Noi no, vero? No. Quanto fanno qua? 405, 357 e qua giù 444. Sì, ve la state cavando ragazzi anche voi molto bene. Sono contento di come sta andando questa prima regione. Comunque, per adesso ci fermiamo qua. Ci becchiamo al prossimo gameplay ragazzi. Ciao a tutti.